Una legge tanto attesa, è attesa da ormai un anno e mezzo, propone due passaggi fondamentali. L'istituzione di una commissione, che è qualcosa di fermo, di certo e anche di riconoscibile in termini di reperimento dati, ma soprattutto propone una cosa molto importante. Alle amministrazioni comunali daremo la possibilità di comunicare in tempo reale la posizione di ostacoli, figli ad esempio delle teleferiche o per il taglio della legna, e poi sempre nell'articolo 3 di questa legge proponiamo che tutti gli ostacoli che sono presenti sul territorio del Veneto vengano individuati dai servizi forestali regionali, dai comuni, dalle municipalità in senso generale, dal soccorso alpino e da altri soggetti, vengono individuati, catalogati e georeferenziati, di modo che il display del pilota dell'elicottero o dell'aereo abbia in tempo reale, una volta che parte la cartografia, questi ostacoli e quindi si sappia regolare per volare. Tragedie come quelle del Falco quindi non dovranno più avvenire? Ricordo che questo progetto di legge è unico in Italia. Abbiamo lavorato benissimo con ENAC, Terna, Soccorso Alpino, anche il SUEM e tutti i soggetti che lavorano per quanto riguarda il volo e anche il soccorso. Penso che sia un buon passaggio, se lavoreremo poi nell'applicazione della legge, un buon passaggio per arrivare velocemente a dare sicurezza anche a questi angeli del volo.